La Lega conquista Padova ma cede 3 feudi nel Trevigiano. Il bottino del centro-sinistra in Veneto ha comunque un saldo attivo. Nella Marca Roberto Tonon batte la Lega di Toni D'Area. A Preganziol Paolo Gaetano batte il sindaco uscente Sergio Martone, anche lui del Carroccio. Stessa sorte per l'ex sindaco leghista di Mogliano Veneto Giovanni Azzolini, sconfitto da Carola Arena del PD. A Rivine Lago Michela Coan, Lista Civica, batte lo sfidante Candido Mozza. Al primo turno avevano le stesse preferenze. A Paese resiste il sindaco uscente Francesco Pirobonne. Veneziano Patrizia Andreotti è il nuovo primo cittadino di Noale. A Spinea conferma di Silvano Checchin, centrosinistra anche a Bassano con la vittoria di Riccardo Poletto, en plein della sinistra anche nel Veronese. Clara Scapine vince a Legnago, Roberto Grisona a Negrar, Luigi Cadura a Pescantina, Giampaolo Provoli a San Bonifacio. Per San Bonifacio la vittoria rossa è clamorosa, mai che si ricordi il comune era stato guidato da un rappresentante del centro-sinistra. Sorprendente il cambio di passo anche a Porcia in provincia di Pordenone, dopo 20 anni di dominio incontrastato del Carroccio, il municipio passano nelle mani di Giuseppe Gaiarin di centrosinistra. La Lega conquista Padova ma cede 3 feudi nel Trevigiano. Il bottino del centro-sinistra in Veneto ha comunque un saldo attivo. Nella Marca Roberto Tonon batte la Lega di Toni D'Area. A Preganziol Paolo Gaetano batte il sindaco uscente Sergio Martone, anche lui del Carroccio. Stessa sorte per l'ex sindaco leghista di Mogliano Veneto Giovanni Azzolini, sconfitto da Carola Arena del PD. A Rivine Lago Michela Coan, Lista Civica, batte lo sfidante Candido Mozza. Al primo turno avevano le stesse preferenze. A Paese resiste il sindaco uscente Francesco Pirobonne. Veneziano Patrizia Andreotti è il nuovo primo cittadino di Noale. A Spinea conferma di Silvano Checchin, centrosinistra anche a Bassano con la vittoria di Riccardo Poletto, en plein della sinistra anche nel Veronese. Clara Scapine vince a Legnago, Roberto Grisona a Negrar, Luigi Cadura a Pescantina, Giampaolo Provoli a San Bonifacio. Per San Bonifacio la vittoria rossa è clamorosa, mai che si ricordi il comune era stato guidato da un rappresentante del centro-sinistra. Sorprendente il cambio di passo anche a Porcia in provincia di Pordenone, dopo 20 anni di dominio incontrastato del Carroccio, il municipio passa nelle mani di Giuseppe Gaiarin di centrosinistra.